La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Buongiorno con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 9 maggio. Abbiamo voluto dedicare la nostra copertina al nuovo pontefice scelto dal conclave formato da 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina alla quarta votazione nel pomeriggio di ieri. Il cardinale Robert Franz Prevost, statunitense missionario agostiniano e già prefetto di Dicastero per i vescovi, che ha assunto il nome di Papa Leone XIV. Il servizio. La pace sia con tutti voi, sono queste le prime parole del cardinale Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, il 267° Papa della storia della Chiesa, il primo pontefice nordamericano. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio, ha dichiarato il Santo Padre. La pace sia con voi, questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata, è una pace disarmante, umile e perseverante, proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Leone XIV nasce il 14 settembre del 1955 a Chicago, nell'Illinois, da una famiglia di origini spagnoli, francese e italiane. Robert Francis Prevost ha manifestato la sua vocazione religiosa fin da giovane. Nel 1977 ha iniziato il noviziato nell'Ordine di Sant'Agostino, nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio a St. Louis. Ha emesso la professione solenne il 29 agosto del 1981 ed è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. La sua formazione accademica si è sviluppata tra la Catholic Theological Union di Chicago e la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino a Roma, dove ha conseguito il dottorato in diritto canonico nel 1987. Parla correttamente l'inglese, lo spagnolo e l'italiano e possiede una buona conoscenza del francese. Sentiamo adesso l'arcivescovo Damiano sulla sua elezione a Papa. E quindi a un certo punto abbiamo appreso che aveva assunto il nome di Leone XIV e che veniva dagli Stati Uniti. La prima cosa che ho pensato, ma la più semplice, che il nome risponde a questa pagina di storia che stiamo vivendo, perché Leone XIII è il Papa della Rerum Novarum, delle cose nuove, e ce n'erano al tempo di Leone XIII, ma ancora di più ce ne sono adesso cose nuove, rapporti diversi. Cito quella più citata, no? L'avvento dell'intelligenza artificiale, no? Così come di tante altre tecniche scientifiche, come leggere queste cose. Ecco, allora Leone XIII, Rerum Novarum, anche Leone XIV si avventura nel fare un discernimento in questo nostro mondo. Ho ascoltato
non ho ancora letto, ho ascoltato direi quasi a pezzetti il saluto che ha fatto dalla loggia, non un semplice saluto, perché ha detto delle cose importanti che ci confortano. Allora, auguri a Leone XIV. E stasera 9 maggio veglia di preghiera in occasione del 32esimo anniversario della venuta del Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento, a Piano San Gregorio sotto la croce che lo ricorda con una Santa Messa alle 17:30 alla presenza dell'Arcivescovo Alessandro Damiano. E sentiamo ora una riflessione sull'elezione di Leone XIV fatta dallo storico Enzo Di Natali. Il nuovo Papa ha preso il nome di Leone ed è un nome che deve farci molto riflettere, perché è un nome che ci ricorda l'ultimo Leone, che è stato XIII, che scrisse l'enciclica La Rerum Novarum, l'enciclica sulla giustizia sociale, l'enciclica che guardava alle problematiche del mondo del lavoro e dunque agli operai. E questo è un fatto per noi davvero interessante. Il nome Leone del nuovo pontefice non può non farci ricordare il grande San Leone Magno, che fu un grande papa nel primo millennio del cristianesimo e scrisse meditazioni di valore davvero straordinario e svolse un'opera ecclesiale di grande importanza. Questo Papa, Leone XIV, è un americano e a mio avviso il fatto che lui è un americano può consentire oggi, nel complesso difficile dei rapporti internazionali, un po' riflettere e aiutare a riflettere Trump su determinate scelte politiche che lui vuole intraprendere, considerato che i cattolici negli Stati Uniti sono 100 milioni e hanno il loro peso politico. Papa Leone è un agostiniano e questo si può vedere divenuto Papa anche in una prospettiva di dialogo con i protestanti, perché Lutero, che è stato l'artefice della divisione, dello scisma in Occidente, era anche un agostiniano, e allora si può anche con la sua ascesa al pontificato vedere un dialogo più proficuo con il mondo protestantico. Questo Papa americano viene da una lunga esperienza missionaria in Perù e dunque conosce i problemi dei paesi latinoamericani, e questo, considerato che lui ha scelto di chiamarsi Leone come Papa Leone XIII, può aprire una voce a favore della giustizia sociale. Infine, mi sembra doveroso rilevare che lui, in quanto agostiniano, ci propone la grande spiritualità che fu di Sant'Agostino. Qual è la comunicazione del nuovo Papa? Ce ne parla in questo video il sociologo Francesco Pira. Papa Leone XIV ha saputo, dopo la sua elezione, affacciandosi in piazza San Pietro, trasmettere emozioni? Decisamente sì. Già i suoi occhi lucidi sotto gli occhiali facevano capire che si tratta di un uomo, di un missionario, di un americano ma anche di un peruviano, figlio di italiani ma anche di francesi e soprattutto figlio del mondo, consapevole di quello che accade nelle stanze vaticane,
attento osservatore delle lezioni di Sant'Agostino, quale agostiniano, ma allo stesso tempo capace di comprendere i bisogni degli ultimi. E tutto questo ha provato a comunicarlo nel solco di un'eredità pesantissima lasciata da Papa Francesco. Questo nuovo Papa ha convinto in poche battute tutti quanti, chi lo acclamava sotto la sua nuova dimora, e lo ha fatto con semplicità, lo ha fatto con umiltà, ma l'ha fatto anche con tanta competenza, dimostrando di avere carattere, ma dimostrando anche di avere uno stile comunicativo completamente diverso da Papa Francesco o da Papa Wojtyla. Ha dimostrato di essere se stesso e ci ha fatto comprendere che forse ne vedremo delle belle, perché avremo spunti comunicativi emozionali che saranno completamente diversi dal passato. Il fatto che Americano lo aiuterà nei processi di pace? Decisamente sì, ma anche il fatto che ha conosciuto la fame che c'è in Perù, il fatto che ha saputo guidare i tanti vescovi in momenti molto difficili. È un Papa per il mondo e con il mondo, è un Papa che vuole unire la Chiesa, è un Papa che lavorerà ogni giorno per la pace, e questo lo ha reso già simpatico e quindi capace di comunicare anche con gli sguardi, anche con le espressioni e anche con un po' di ironia che piaceva tanto a Papa Francesco. Accolgo con profonda gioia e commozione l'elezione del nuovo pontefice Papa Leone XIV, 267esimo successore di Pietro e prima Papa americano nella storia della Chiesa. Lo dichiara l'onorevole Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle, commentando l'elezione del cardinale Francis Prevost, avvenuta nel giorno dedicato alla Madonna di Pompei. Sin dalle sue prime parole, pace, carità, accoglienza, Leone XIV ha tracciato una linea chiara e luminosa, ispirata alla semplicità del Vangelo e rivolta all'intera umanità. Un messaggio, conclude la Carmina, che parla di cuore di tutti, credenti e non, e che risuona come un invito universale alla fraternità. Conferenza stampa oggi in Vescovado alla presenza dell'Arcivescovo Damiano e del Sindaco di Canicattì Corbo per illustrare i momenti dell'evento celebrativo in occasione della venerazione pubblica del corpo del Beato Rosario Angelo Livatino, che si terrà domani 10 maggio a Canicattì con inizio alle 17:30, alle 18 il corteo, alle 18:30 celebrazione eucaristica, le interviste. Conferenza stampa oggi in Vescovado perché domani ci sarà un evento che riguarda Rosario Livatino a Canicattì. Sì, alla fine della ricognizione canonica, domani si chiuderà l'ultima fase dell'attività del Tribunale che necessariamente deve essere costituito per seguire tale ricognizione. Domani sera ci sarà la presentazione delle reliquie insigni del corpo, quindi del Beato Rosario. Si inizierà ad accogliere i fedeli che verranno dalle 17:30 lì a Canicattì in via a Rosario Livatino. Per le 18 la presentazione dell'urna contenente il corpo, per le 18:30 l'inizio della Santa Messa che chiude questa fase, ma contemporaneamente apre la fase della conservazione del Beato Rosario nella chiesa di Santa Chiara in Canicattì, dove è stato predisposto un monumento in una delle cappelle che erano lì disponibili, quasi attendessero il Beato. È un momento importante di Chiesa, certamente, trattandosi di un Beato. Io penso che sia anche un importante momento dal punto di vista civico e per la comunità ecclesiale e civile di Canicattì, così come per veramente tutti gli uomini e le donne di buona volontà che hanno a cuore la legalità e la giustizia.
continuo a ripetere, come ho detto in queste occasioni in cui si parla di reliquie e di traslazioni, non dimentichiamo che la traslazione più importante non è quella di un corpo o di una parte di un corpo, ma della traslazione dei valori che quella persona ha vissuto nella propria vita, nel corpo ecclesiale e quindi in ciascuno di noi, nelle nostre coscienze. Questo è il punto di forza, se no rimarrebbe rossa. Ci stiamo preparando, che è un appuntamento impegnativo ma molto importante per la città dei Canicattì, di cui io ringrazio fortemente anche l'Arcidiocesi, ma in primis il nostro Monsignore Alessandro Damiano per averci dato questa possibilità di avere l'opportunità di vedere il corpo del Beato Rosario Angelo Vatino. È molto impegnativo perché a livello logistico stiamo facendo una cosa che va al di là, però credo che la risposta dei Canicattì sarà una risposta molto esaustiva, una risposta molto forte, anche perché dico tutto verrà realizzato vicino alla chiesa di Santa Chiara, perché la Santa Messa verrà efficiata in via Giudice Livatino all'aperto, dove stiamo allestendo anche un palco dove ci sarà un dispiegamento di forze non indifferente e un discorso anche di sicurezza con il montaggio anche di no jersey, e poi un piano di sicurezza che già è stato vedimato da parte anche del 118, e non solo, abbiamo avuto già una riunione come direzione tecnica in questura, dove anche hanno fatto anche gli applausi, hanno dato l'ok. Una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e altri illeciti ambientali e agroalimentari, presieduta dal deputato Jacopo Marrone, è stata ieri nel nostro territorio, un programma articolato seguendo due filoni d'inchiesta, il primo sul trattamento dei rifiuti, il secondo sui prodotti agroalimentari e agroindustriali a tutela delle aziende nazionali produttrici delle eccellenze made in Italy messe a rischio da illeciti e concorrenza sleale. Le interviste. Ecco, come mai questa visita nel territorio argentino? Questa visita perché abbiamo un filone di inchiesta aperto che riguarda una fotografia del sistema rifiuti dell'intera regione Sicilia, e quindi ci mancava, diciamo, l'area argentina, e oggi abbiamo fatto questa visita. Quindi siete andati a Siculiana nell'ex discarica? Sì, ex discarica in esaurimento, sappiamo che ha 6-7 mesi di vita, riceve 700 tonnellate al giorno, però ecco, dal primo sopralluogo che abbiamo fatto abbiamo potuto vedere una discarica ben tenuta, poi dopo sappiamo che c'è un iter autorizzativo, richieste o altro, però non ci compete a noi, saranno le istituzioni competenti a dover dare delle risposte. Ecco, avete fatto anche altre visite, il pistacchio di Raffadali tra l'altro? Sì, beh, quella è un'eccellenza culinaria, la Commissione per la prima volta quest'anno si occupa anche di eccellenza agroalimentare, tutela del Made in Italy, del marchio Italian Sounding. Questo è un'eccellenza di questo territorio che deve difendersi dalla concorrenza anche sleale del pistacchio di altre zone, che non assomiglia neanche a quello che si coltiva in questa zona. Qui magari viene spacciato per DOP, invece no? Sì, è ovvio, la contraffazione, si cerca di spacciare un pistacchio come altri prodotti per quello che non sono, si cerca di venderli in Italia come se fossero pistacchio di Sicilia, o come in questo caso pistacchio DOP, quindi ancora più prelibato, e noi vorremmo che questo consorzio fosse sempre più tutelato, avesse possibilità di promuovere il proprio prodotto per poter essere più vendite e portare più ricchezza in questo territorio. Come proseguirà la visita? Abbiamo fatto diverse visite, abbiamo visto quello che è Alicata, purtroppo anche alcune criticità, quindi Capannone dove sono bruciati rifiuti, sappiamo che è stato un problema anche per la cittadinanza, speriamo si possa trovare una soluzione. C'è una inchiesta in corso e quindi con la riservatezza del caso faremo anche diverse audizioni in commissione, segrete o non, con quello che è il procuratore che sta seguendo la cosa da vicino. Domani avremo un incontro importante, l'inaugurazione di un murales contro la lotta appunto alla mafia, quindi per la legalità, per i più giovani. Questo è il messaggio di libertà, di pace, ma soprattutto in una terra difficile come la Sicilia, dove c'è una speranza che le cose possano finalmente andare bene, soprattutto a partire dai più giovani o da chi ha pertanto lottato perché la legalità vincesse su quello che è il malaffare, la criminalità organizzata, mafia e quant'altro. Questo è il messaggio che lanciate chiaramente, come istituzione ai ragazzi, un po' a tutti.
Sicuramente, noi ci teniamo tanto, ho incontrato anche l'altra mattina una scuola, a dare un messaggio positivo, sistema rifiuti, quindi raccolta differenziata, non buttare cartacce per strada, una buona educazione, deve partire dai più giovani che possano insegnare anche a chi commette questi errori, non che non si possa migliorare andando avanti con l'età o anche persone che in passato hanno sbagliato, però partire con una buona educazione e così anche nella legalità. Capire che la legalità, lo Stato c'è, capire che così si ha una convivenza più civile. Lo Stato è presente. Beh, questo lo possiamo dimostrare noi oggi, noi facciamo veramente numerose missioni nei territori, abbiamo 17 filoni d'inchiesta aperti, procuratori, consulenti, forze dell'ordine che lavorano con noi, penso che la Commissione Ecomafia si dia da fare per dimostrare che lo Stato c'è, non solo in questi territori, in tutto il territorio nazionale. Da noi ci sono parecchi sistemi di depurazione, purtroppo diciamo, che non sono andati bene, che non vanno bene e che bisognerebbe riattivarli. Noi abbiamo incontrato un'eccellenza nella depurazione, ci sono altri sistemi che non funzionano, ripeto, è una terra di tante contraddizioni, ma con tante anche specialità e tante bellezze. Quelli che possono essere da Faro, che poi portano milioni di turisti all'anno, che sono i templi della Valle dei Templi, però dall'altra parte ci sono purtroppo anche tante criticità, però ci sono anche tante aziende che lavorano e lavorano bene, abbiamo incontrato sia nel mondo della plastica che nella depurazione, giovani imprenditori che si danno da fare, si adoperano, ecco, speriamo che siano sempre più le aziende e gli imprenditori che si danno da fare per migliorare sempre di più questa terra. Tra l'altro quest'anno Agrigento è anche capitale della cultura 2025. Sì, ecco, speriamo che sia una capitale della cultura sempre più bella. Io non so se ci sono state determinate criticità o altro, però penso sia una grande opportunità per questo territorio che debba sfruttare al massimo. Ma capitale della cultura perché lo merita, nel senso che ci sono ricchezze importanti non solo a livello siciliano o agrigentino, ma a livello nazionale che tutti vi riconoscono e riconoscono. Oggi è stata una giornata molto importante, abbiamo visto delle discariche provincia di Agrigento, siamo stati a Siculiana, poi siamo stati pure in degli impianti alla zona industriale, siamo stati a Licato dove qualche anno fa prese fuoco un impianto e naturalmente stiamo cominciando a portare avanti dei filoni d'inchiesta su alcune situazioni che abbiamo visto. Questo ci permetterà anche di, assieme alla Procura e agli organi competenti, di portare avanti ed essere di supporto per alcuni dossier che verranno portati avanti. Oltre a questo siamo stati pure ospiti del consorzio del pistacchio DOP, dove noi come commissione, oltre a occuparci di ecomafia, ci occupiamo pure di tutela del prodotto e naturalmente è un'eccellenza regionale, ce l'abbiamo ad Agrigento, va tutelata, va portata avanti e onestamente sono rimasto molto contento dalla programmazione che sta facendo il consorzio. Oltre a questo poi naturalmente siamo stati ospiti dal prefetto per un briefing della giornata e naturalmente di tutte le iniziative che dobbiamo portare avanti. Al via ieri il 7° convegno agrigentino sulle malattie endocrine, il primo congresso nazionale Endocommunity. Il convegno terminerà domani 10 maggio ed è in corso di svolgimento presso l'Hotel Caos di Agrigento. Le interviste. Dottore Montalto, al via il primo congresso nazionale Endocommunity e il 7° convegno agrigentino sulle malattie endocrine. Sì, è iniziato oggi la prima delle 3 giornate, un programma ricco di grandi relatori, di grandi temi, non soltanto medici, avremo anche la presenza di biologi, di infermieri, di nutrizionisti, di psicologi, di podologi, quindi una visione del paziente a 360 gradi, un momento di crescita un po' per tutti noi. Noi siamo onorati quest'anno di aver avuto una faculty di così alto livello scientifico, veramente relatori che vengono da tutta la parte d'Italia. Siamo contenti di fargli conoscere la nostra città, specialmente quest'anno che siamo capitale della cultura, per noi è veramente un motivo di vanto. Ecco, tanti specialisti che parleranno sotto vari aspetti della malattia. Il punto della situazione. Allora, sicuramente oggi abbiamo aperto con uno dei temi centrali, che è quello dell'obesità, anche perché le nuove terapie farmacologiche che oramai abbiamo a disposizione hanno permesso di rivoluzionare il trattamento dell'obesità, senza però dimenticarci che una corretta gestione della
patologia obesità, perché l'obesità la dobbiamo considerare una patologia, parte sempre da una collaborazione con il nutrizionista, con i dietisti, perché comunque non basta semplicemente prendere la pillolina o fare la puntura, bisogna educare il paziente ad una educazione alimentare corretta, a promuovere quella che è l'attività fisica, perché il connubio di questi tre elementi poi sarà vincente per la salute dei nostri pazienti. L'endocommunity cos'è? L'endocommunity è un gruppo di medici, nasciamo essenzialmente come gruppo degli endocrinologi, ma oggi si è espanso anche ad altre specialità. Proprio è un gruppo in cui ci si parla, ci si confronta sulle esperienze quotidiane, ci si rapporta fra di noi in maniera tale da poter condividere le esperienze e portarle poi alla fine sulla pratica quotidiana. 4 giorni di intenso confronto con tanti specialisti provenienti da tutta Italia. Sì, questo è il primo congresso nazionale della community, un raggruppamento non solo di endocrinologi, ma anche di tutta una serie di altre specialità che lavorano strettamente con noi endocrinologi e metabolisti, tutta una serie di realtà che in ambito sanitario collaborano con noi, dagli infermieri ai biologi, ai nutrizionisti, agli psicologi, tutta una serie di figure che in questi giorni collaboreranno con noi alla creazione di tutta una serie di percorsi che sono quelli che fanno nascere la community e che vedono in questa realtà quella che è lo spirito proprio di un raggruppamento che nasce dalla volontà di gestire e curare al meglio la salute dei nostri pazienti. Con le novità che emergeranno in questo convegno relativamente alla cura del diabete? Ma le novità sono tante, sicuramente si farà riferimento a quelle che sono le terapie farmacologiche innovative, quelle che sono le grandi opportunità che noi abbiamo e non solo in campo di patologia diabetica ma anche nel trattamento dell'obesità, e dall'altro lato daremo un grande spazio, un grande risvolto a quello che è l'utilizzo delle tecnologie nei pazienti che effettuano terapia insulinica, sia diabetici di tipo 1 che diabetici di tipo 2, con i nuovi device sia per il monitoraggio della glicemia ma anche per la gestione terapeutica della terapia insulinica con i microinfusori. C'è una forte tendenza dei giovani, dei più giovani ragazzini a essere colpiti dal diabete, come mai? È perché sicuramente purtroppo il connubio con l'eccesso ponderale, con l'obesità è un connubio particolarmente forte, stili di vita sbagliati, alimentazione irregolare favoriscono quelle condizioni che predispongono all'evoluzione dell'iperglicemia e quindi del diabete, e questo sicuramente può essere un fattore su cui tutti noi dobbiamo riflettere e dobbiamo agire prima di tutto in prevenzione primaria. Con la prevenzione che lei consiglia qual è? Indubbiamente un'alimentazione regolare, fare attività fisica, considerare quello che è opportuno nella quotidianità per ridurre il rischio dell'aumento del peso e di tutte quelle condizioni ad esso associate. Ecco, in nostra provincia come facendo una statistica dei casi? Ma la realtà sostanzialmente è in linea con quello del territorio italiano, l'incidenza della patologia diabetica è intorno all'8-10%, l'obesità è un fenomeno invece purtroppo in esponenziale incremento, per cui è necessario uno sforzo sinergico di tutti, non solo di noi medici, non solo di noi specialisti e medici in medicina generale, ma anche di quella che è la realtà politica che deve imporsi in tal senso e gestire quelle che sono le risorse sfruttando quelli che sono i percorsi per una prevenzione primaria efficace. Tanto come valuta questa iniziativa che si sta svolgendo qui ad Agrigento, una 4 giorni intensa che vede tanti specialisti da tutta Italia confrontarsi? Ma un evento molto importante anche perché aggrega e racchiude tutta una serie di specialisti endocrinologi e comunque provenienti da tutta Italia e interessati a un argomento così importante qual è il mondo dell'endocrinologia che regola praticamente tutti i sistemi metabolici del nostro corpo. E con la sua esperienza al convegno quale sarà? L'esperienza del convegno, ripeto, non può essere che positiva, perché quando si discute, quando si parla, quando ci si confronta, la scienza diventa un'applicazione pratica nella nostra quotidianità. Il senso del suo intervento? Ma il mio intervento riguarda una patologia diciamo abbastanza di nicchia, molto importante, ma diciamo di una patologia che viene erroneamente considerata rara, che riguardano i tumori dell'ipofisi. L'ipofisi è una ghiandola centrale del nostro sistema endocrino,
da cui però deriva il controllo di tante ghiandole, quale la tiroide, quale il surrene, quale le gonadi, l'allattamento nella donna, per esempio, e la regolazione del metabolismo dell'acqua. E le malattie che colpiscono questa ghiandola sono malattie complesse che purtroppo sono derivate da un riconoscimento, da una diagnosi tardiva, e quindi la tempestività è conoscerle, diciamo così, se posso lasciare un messaggio, conoscerle per riconoscerle. Sì, è un incontro molto importante, molto apprezzato, in un territorio assolutamente di grande livello, non sono io che lo devo dire, che mi riporta anche alla mia infanzia, perché le mie origini sono di questo territorio, ed è importante il territorio. È importante il territorio perché non possiamo permetterci di contrastare questo fenomeno dilagante della obesità senza un coinvolgimento del territorio, che deve essere il più capillare, il più diffuso possibile. Siamo tutti chiamati a contrastare questa malattia, perché è una malattia. I suoi consigli? I miei consigli sono intanto di parlarne tra professionisti, ma dobbiamo parlarne anche con i nostri decisori politici, con i nostri amministratori. L'obesità si sconfigge combattendo per un ambiente, per una città più a misura d'uomo, più equilibrata, più sana. Il concetto oggi è di una salute, one health, una salute unica. L'uomo è in salute con l'ambiente. Non lo curano certamente i medici, l'ambiente, le città, eccetera, ma li curano coloro i quali decidono come organizzare delle città che sono diventate degli ambienti obesiogeni, cioè che favoriscono lo sviluppo dell'obesità. Ci sono aspetti legati all'economia, alla sociologia, ci sono aspetti legati, come per l'appunto dicevo prima, non soltanto, anche all'etica, se vogliamo, no? L'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle persone obese. Ci sono aspetti legati alla ecologia, l'obesità inquina, e un ambiente inquinato favorisce l'obesità. Dobbiamo spezzare un circolo vizioso, altrimenti ci ritroveremo nei prossimi anni a fronteggiare problemi che saranno irrisolvibili. Abbiamo una prevalenza di obesità nelle fasce giovanili mai vista prima, quindi ci servono comunicatori, no? Che gente in grado, non sono io che devo parlare con i giovani, non mi ascoltano, bisogna identificare strategie che li raggiungano anche i giovani prima che gli adulti, dove il danno purtroppo molto spesso è già fatto. Oggi abbiamo anche delle possibilità di cura importanti che non abbiamo avuto sino a qualche mese addietro. Per fortuna, laddove non si riesca a raggiungere e curare adeguatamente persone con obesità, oggi possiamo intervenire anche farmacologicamente. Linea alla regia per la pubblicità. E Mario Amico di Agrigento esprime vivo compiacimento per la decisione del commissario straordinario del comune di Realmonte, Carmelo Burgio, che in così poco tempo ha trovato la soluzione per riaprire alla fruizione in maniera contingentata e controllata la Scala dei Turchi. Questo significa per Mario Amico riprendere e concretizzare il percorso virtuoso iniziato per valorizzare e sfruttare questo immenso bene che tutto il mondo ci invidia. È necessario ripartire subito con una valida guardiania, installare in loco sulla strada un numero congruo di totem per la prenotazione online dei visitatori, realizzare una cancellata in plexiglass per gli accessi controllati al sito e realizzare in spiaggia una cornice per le foto dei turisti. Tutto ciò in attesa che si realizzi la Fondazione Scala dei Turchi, che andrà a gestire il sito. Mario Amico dichiara nuovamente, come fa da anni, di essere disponibile a collaborare con chi vuole tutelare, valorizzare e far fruire questo bene pubblico. E sulla situazione idrica in città interviene oggi con una nota stampa la capogruppo della Lega Salvini Premier al Consiglio Comunale di Agrigento, che afferma che Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, ma anche la città più assetata d'Italia,
Un paradosso che i suoi abitanti conoscono fin troppo bene, costretti a fare i conti con un servizio idrico inefficiente e bollette tra le più care d'Italia. AECA, continua la Cirino, società consortile responsabile della distribuzione dell'acqua, sembra operare con il contagocce e l'erogazione irregolare, spesso insufficiente, e le perdite della rete idrica mal riparate vengono paradossalmente imputate agli stessi cittadini che si trovano a pagare non solo per l'acqua consumata ma anche per quella di spesa. Agrigento, conclude la Cirino, merita di più, merita un servizio idrico dignitoso, trasparente ed equo, perché la cultura non può prosperare dove manca l'acqua e la sete non dovrebbe mai essere una condizione accettata passivamente. Oggi abbiamo dato il titolo a questa conferenza stampa del congresso regionale siciliano Una farsa, perché è chiaro che in queste settimane e in questi mesi abbiamo assistito a tutto ciò che sia una farsa, abbiamo contestato quello che è avvenuto il 27 di gennaio rispetto alle regole non trasparenti. Noi oggi siamo venuti qui a dire che siamo pronti a partecipare al congresso regionale, ma abbiamo bisogno della trasparenza e della legalità rispetto a quello che il Partito Democratico incarna. Quindi è questo quello che diciamo. Inoltre non consentirò e non permetto a nessuno di intaccare il lavoro del gruppo parlamentare che devo dire è un lavoro importante, un lavoro unitario, un lavoro che in questi anni è stato fatto bene, ma in questi mesi qualcuno pensa con formule magari che arrivano di artifizio d'altro di rompere, e questo è quello che io non consentirò. Abbiamo chiesto trasparenza perché il Partito Democratico deve portare avanti battaglie all'insegna della trasparenza, e abbiamo chiesto che Barbagallo pubblichi entro stasera l'elenco di coloro i quali hanno votato quel regolamento lo scorso 27 gennaio, perché risultano opacità in quella votazione, prendendo l'impegno pubblico che un minuto dopo il sottoscritto ha già raccolto le firme e si candiderà alla segreteria regionale facendo una battaglia vera, ma prima la trasparenza. Vogliamo un congresso regionale aperto alla partecipazione della società civile, degli elettori del partito, non un congresso regionale deciso nel chiuso di poche stanze, magari con un accordo a tavolino. Vogliamo che il congresso sia un congresso di rigenerazione, davvero di partecipazione, dando la parola a tutti gli elettori del PD con le primarie aperte. Ne hanno diritto, è un diritto sancito dallo statuto regionale, è un diritto non negoziabile, è un diritto per noi irrinunciabile. Gli archi di pane a San Biagio Platani, una tradizione che continua e che si possono ammirare fino al prossimo 8 giugno. Sentiamo il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bernardo. Sindaco, gli archi di Pasqua sono partiti a San Biagio Platani, un programma ricco anche per questa edizione, ce ne parli? Sì, infatti tutte le sabate e le domeniche ci saranno tantissimi avvenimenti, un programma ricco sia di degustazione che anche di tantissimi spettacoli, e quindi venire a San Biagio Platani a vedere gli archi di Pasqua, uno spettacolo unico al mondo, è doveroso. È una edizione che sta avendo particolarmente riscontro. Sì, infatti tutti i fine settimana e anche i festivi abbiamo tantissime presenze, parliamo di 3.000-4.000 presenze ogni fine settimana, e quindi per questo siamo contentissimi. Ecco, si rinnova la tradizione dei Mannorara e Signorara. Sì, certo, la tradizione dei Mannorara e Signorara è sempre rinnovata come ogni anno, come sapete ci sono sempre le due fazioni, quindi Mannorara e Signorara, che lavorano interrottamente per 4 mesi, rinchiuse nei nostri laboratori per dare a tutta l'umanità, perché è un bene dell'umanità, gli archi di San Biagio. Si possono vedere? Fino all'8 giugno 2025. Apre al pubblico il casolare di Peppino Impastato a Cinisi, affidato alle associazioni della memoria e dell'antimafia locale. Proprio ricordiamo che il 9 maggio del 1978 Peppino Impastato fu ucciso dalla mafia. Il servizio dei colleghi di Trapani. Il casolare dove fu ucciso Peppino Impastato a Cinisi è stato affidato a 3 associazioni antimafia ad un giorno dal 47° anniversario dell'omicidio del giornalista e attivista
La regione siciliana ha così dato il via libera all'affidamento dell'immobile di Cinisi in provincia di Palermo all'associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Ollus, in partenariato col Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato Ollus e l'Associazione Culturale Peppino Impastato. L'affidamento e la stipula del contratto, che avrà una durata di 6 anni, sono stati ufficializzati dopo anni di mobilitazioni civili e interventi di recupero finanziati proprio dalla Regione. La struttura sarà gestita dalle 3 associazioni con l'obiettivo di restituirla totalmente alla collettività, rendendola così un punto di raccolta e di riferimento per percorsi di legalità indirizzati ai giovani e ai visitatori di tutta Italia. Il casolare era stato acquisito al demanio della regione siciliana nel 2020, quindi affidato alla Soprintendenza di Palermo, che ne ha curato il progetto di restauro, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. L'obiettivo della concessione sarà dunque quello di valorizzare un luogo di interesse storico e socioculturale, aprendolo alla pubblica fruizione affinché diventi una tappa pilota nei percorsi di legalità e sensibilizzazione sul tema. Fu proprio qui, infatti, nelle vicinanze della linea ferroviaria Palermo-Trapani, che il 9 maggio 1978 vennero ritrovati i resti di Impastato. I boss di Cosa Nostra cercarono infatti di mettere in scena un attentato con l'esplosivo ai binari ferroviari finito con la morte dell'attentatore. La realtà invece era ben diversa. Situato nei pressi della linea ferroviaria, il casolare rappresenta così da anni meta di pellegrinaggi civili all'interno del percorso della memoria dedicato alle vittime di mafia, in particolare all'impegno e al coraggio del giovane giornalista che con le frequenze di Radio Out denunciò con determinazione il potere mafioso a Cinisi redazione. Ricordare così Peppino Impastato risulta essere oggi più che mai importante ed è anche il senso delle giornate che le radici del sindacato Area Alternativa della CGIL organizzato anche per questo 9 maggio all'Hotel Magaggiari di Cinisi. Giornate che portano il titolo Lotte, contratti, democrazia, pace e che culmineranno proprio domani 9 maggio con il corteo in memoria di Peppino Impastato, al termine dello storico corteo che partirà dalla sede di Radio Out a Terrasini per ricordare quel giovane giornalista. Lo spettacolo organizzato dalla Proloco Cinisi 2.0 in collaborazione con Casa Memoria, Peppino Impastato e l'Associazione Musica e Cultura. Il concerto per Peppino si svolgerà simbolicamente accanto all'ex casa del boss Gaetano Badalamenti, corso Umberto I, a completare il percorso dei 100 passi che separano i luoghi della mafia da quelli della memoria. L'edizione 2025 sarà inoltre dedicata a Piero Impastato, cugino, amico e compagno di lotta di Peppino, scomparso lo scorso gennaio. Truffano un'anziana signora con il metodo del finto carabiniere. Nella fuga il malvivente investe un militare, il servizio dei colleghi di Messina. I carabinieri della compagnia di Patti hanno arrestato in flagranza di reato 2 uomini di 36 e 46 anni, originari di Catania. Sono accusati di truffa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 2 avrebbero messo in atto il noto raggiro del finto carabiniere. Hanno contattato telefonicamente un'anziana di Patti, dicendole che alcuni parenti erano stati trattenuti in caserma per cause giudiziarie. Hanno quindi chiesto un pagamento in denaro o preziosi per coprire la cauzione e permettere il rilascio immediato dei loro cari. I militari del nucleo operativo di Patti e delle sezioni di Patti, Racuia e Gioiosa Marea sono intervenuti subito nelle vicinanze dell'abitazione della vittima. Sono riusciti a bloccare uno dei 2 malviventi che aveva con sé diversi preziosi, anelli, orecchini, bracciali e altro, e 1.950 euro in banconote di vari tagli, consegnati dall'anziana per il pagamento pattuito. Poco distante, a bordo di un'auto, i militari hanno individuato il presunto complice.
Quando si sono accorti di essere scoperti, ha accelerato e nel tentativo di darsi alla fuga ha investito un carabiniere rimasto ferito. L'uomo è riuscito a scappare, abbandonando l'auto poco dopo. Le ricerche sono state estese a tutte le forze di polizia sul territorio. Alla fine il 46enne è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato di Patti, che lo hanno trovato nascosto in un edificio abbandonato vicino al luogo dell'incidente. I due sono stati portati in caserma, uno è stato portato in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, l'altro agli arresti domiciliari nelle proprie abitazioni, entrambi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo intervento si inserisce in un'ampia attività di contrasto alle truffe agli anziani, portata avanti dai carabinieri del Comando Provinciale di Messina. Dal 2024 sono già state arrestate 16 persone grazie a indagini e controlli sul territorio. L'ultimo arresto risale al maggio scorso a Sant'Agata di Militello, quando i carabinieri avevano fermato un uomo che aveva appena truffato un'anziana del paese. Per combattere questi reati militari stanno anche portando avanti campagne informative in centri anziani, parrocchie e sui media, per diffondere consigli utili e prevenire le truffe. Quanto accaduto dimostra quanto sia importante parlare di questo fenomeno. Come ripetono spesso i carabinieri durante gli incontri con gli anziani, è fondamentale ricordare che le forze di polizia non chiedono mai denaro o preziosi per pagare cauzioni o altri pagamenti. Se si riceve una chiamata sospetta o si pensa di essere stati vittima di una truffa, è importante chiamare subito il 112. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito della costante attività di controllo economico del territorio, hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di 2 soggetti intenti nella cessione di sostanze stupefacenti e alla denuncia a piede libero di un terzo nel quartiere di Arenella a Palermo. In particolare, i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano, con l'ausilio del cane antidroga Cosmo della compagnia di Palermo Punta Raisi, hanno effettuato un mirato intervento nella suddetta piazza, individuando 3 pregiudicati palermitani che operavano con ruoli e modalità tali da dissimulare la loro attività di spaccio. Infatti gli interessati prima avvicinavano i potenziali acquirenti giunti sul posto e poi, ottenuta la richiesta, facevano la spola verso una fioriera situata di fronte agli esercizi commerciali dove era stata occultata la sostanza stupefacente. Rapina in pieno centro, arrestato un 19enne. Da Messina ce ne parlano i colleghi. Un 19enne messinese è stato arrestato con l'accusa di rapina. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato e disposta con ordinanza del giudice. Per le indagini preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il provvedimento scaturisce dalle indagini della sezione antirapina o della squadra mobile di Messina, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, diretta dal dottore Antonio D'Amato. I fatti risalgono al mese di settembre 2024, quando, in via di Bellina, in orario notturno, un giovane è stato avvicinato dal 19enne che nell'occasione lo ha minacciato con un taglierino, intimandogli la consegna dei soldi e del cellulare. Al rifiuto della vittima, il rapinatore lo ha colpito con l'arma alla gamba sinistra, cagionandogli una ferita, e così costringendolo a consegnargli denaro ed il telefono. I successivi approfondimenti investigativi svolti dai poliziotti della squadra mobile, grazie anche all'ausilio dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di individuare il presunto responsabile, nonché di ricostruire le diverse fasi della rapina, rassegnando ogni riscontro alla competente autorità giudiziaria. Sulla scorta degli elementi di responsabilità raccolti dagli agenti della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha richiesto un provvedimento restrittivo al GIP, che ha condiviso il quadro probatorio prospettato, adottando la misura degli arresti domiciliari nei confronti del 19enne. Si precisa che per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Vediamo ora un servizio curato dal collega Carmelo Lentini sugli spareggi del campionato di promozione, sulle retrocessioni nella Serie D Girone I e del Favara Calcio che ha vinto il campionato di terza categoria. Oramai il campionato di Serie D Girone I è in archivio da una settimana con le prime 2 sentenze definitive. Promosso in Serie C il Siracusa,
retrocesse in eccellenza Locchi ed Acragas, quest'ultima per ritiro e quindi esclusa. Mancano le ultime sentenze che dovranno concretizzarsi proprio domenica prossima, 11 maggio, con la disputa delle semifinali play-off. Infatti scenderanno in campo Regina Vibonese in un derby che promette scintille e Scafatese Sambiase. Contemporaneamente si conosceranno anche le squadre che faranno compagnie alle retrocesse in eccellenza attraverso i play-out. Stiamo parlando di Acireale Sant'Agata e Castrum Favara Licata. Intanto in terza categoria c'è stata un'altra sentenza per quanto riguarda la promozione in seconda. La società del Favara Calcio infatti si è aggiudicato il campionato di terza categoria con una giornata d'anticipo grazie alla prodezza esterna allo stadio Marziani di Montallegro domenica scorsa 4 maggio contro la diretta antagonista Bovo Marina Montallegro con il risultato di 1-2. Le reti del successo portano la firma di Fayet prima e Axande dopo, una lunga cavalcata stagionale condita da ben 15 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta. E vi ricordiamo che stasera ad Alessandria della Rocca al via la prima edizione della Sagra della Froce e dell'Incannellata, prodotti tipici locali che si protrarrà fino a domenica 11 maggio. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.